Buongiorno, siamo insieme per un atto che non è soltanto di culto doveroso, ma è anche un atto d'amore. Noi oggi leggeremo, nella prima parte del nostro stare insieme, un salmo che dimostrerà come l'atto di culto deve essere un atto d'amore e come noi dobbiamo essere soggetti d'amore nei confronti del nostro Signore, che è colui che merita più di ogni altro il nostro amore, il nostro rispetto. Ma rispetto, sì. Quante volte lo abbiamo letto? Avvicinarsi al Signore con timore e tremore. Però oggi ci concentriamo su un altro aspetto, l'aspetto dell'amore. Amare colui che ci ha grandemente amati. Cominciamo questo incontro con un momento di preghiera e poi andremo al Salmo numero 45. Signore che sei in cieli, lode a te, perché tu ci hai grandemente amati. Lode a te, Signore. Vorremmo poterti scrivere questa mattina una lettera d'amore con le nostre penne, quelle penne che forse non abbiamo neanche in tasca, ma che sono le penne del nostro cuore. Grazie Signore, perché lentamente ma in modo continuativo tu ci fai capire che il nostro incontro con te è anche un incontro d'amore. Allora noi ci rivolgiamo a te questa mattina con timore e con tremore, come è scritto, ma ci rivolgiamo a te anche con amore. Ti amiamo, Signore. Ti amiamo perché tu ci hai amato grandemente. Ti amiamo perché tu sei un vincitore. Ti amiamo perché tu sei il nostro sposo. E noi, la tua Chiesa, siamo la tua sposa. Che onore, Signore. Che onore essere la tua sposa. Fai, Signore, che siamo perfettamente consapevoli di questo onore che tu ci dai e che noi non meritavamo. Gloria a te, Signore. Gloria a te. Fai fervere, fai vivere sempre di più dentro il nostro cuore questo atto d'amore che noi rivolgiamo a te. Fai vivere, Signore, dentro di noi una grande tensione d'amore, perché tu te lo meriti, Signore, perché tu sei il nostro Dio, il nostro sposo. Sia gloria al tuo nome, sia gloria al nome di Gesù Cristo, in alto dei cieli, qui sulla terra, qui in questa stanza, sia lode al tuo nome, Signore. Amen. Amen. Salmo 45. Questo salmo che leggeremo sembra un dialogo tra una donna e il suo amore e scopriremo che c'è un risvolto che ci porta a Cristo e alla Chiesa. Leggiamo questo Salmo 45 e poi andiamo a fare delle considerazioni. Mi ferve in cuore una parola soave, io dico, l'opera mia è per il Re, la mia lingua sarà come la penna di un abile scrittore. Tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini. Le tue parole sono piene di grazia, perciò Dio ti ha benedetto in eterno. Cingi la spada al tuo fianco, prove. Vestiti della tua gloria e del tuo splendore. Avanza maestoso sul carro per la causa della verità, della clemenza e della giustizia.
la tua destra compia cose tremende, le tue frecce sono accomunate, i popoli cadranno sotto di te, esse penetreranno nel cuore dei nemici del re. Il tuo trono, o Dio, dura in eterno, lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu ami la giustizia e detesti l'impietà, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto d'olio di letizia, ti ha preferito ai tuoi compagni. Le tue vesti sanno di mirra, d'aloe, di cassia. Dai palazzi d'avorio la musica degli strumenti ti rallegra. Figlie del re sono fra le tue dame d'onore. Alla tua destra sta la regina adorna d'oro d'Ofir. Ascoltate la risposta dell'uomo amato. Ascolta, fanciulla, guarda e porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, e il re si innamorerà della tua bellezza. Egli è il tuo Signore, inchinati a lui. E la figlia di Tiro ti porterà regali, e i più ricchi del popolo ricercheranno il tuo favore. Tutta splendore è la figlia del re nelle sue stanze. La sua veste è tutta trapunta d'oro. Ella sarà condotta al re, avvolta in vesti ricamate, seguita dalle vergini sue compagne, che gli saranno presentate. Saranno condotte con gioia ed esultanza, ed esse entreranno nel palazzo del re. I tuoi figli prenderanno il posto dei tuoi padri. Li farai principi su tutto il popolo. Io renderò celebre il tuo nome per ogni età, perciò i popoli ti loderanno in eterno. Questo salmo è un dialogo dunque tra una donna innamorata e un re. Potrebbe adattarsi, io scrivevo questo appunto, al Cantico dei Cantici. Questo testo invece è un salmo. I primi 9 versi, come vi ho fatto osservare, sono l'elogio al re. Solo la penna di un abile scrittore lo può celebrare. La mia lingua sarà una penna, dice lei. In realtà lei è il salmista al maschile, è la raffigurazione della Chiesa che celebra il suo bello, più bello tra i figli degli uomini, colui che ha le parole piene di grazia. È assoluto il riferimento a Cristo, secondo la mia lettura. Le sue parole, piene della grazia, del perdono dei peccati, solo Lui può concedere la grazia. Non sono parole gentili, graziose, come si suol dire nel linguaggio dell'italiano comune, ma sono parole di perdono per chi lo vuole. Lui, benedetto in eterno a Dio, lui che ha la spada e che fa cadere i nemici con le sue frecce, lui che ha un trono eterno perché è l'unto, a lui sia la gloria. Dal verso 10, ecco perché mi ero soffermato nella lettura, il re parla alla fanciulla, ovvero Gesù alla sua chiesa, e le promette amore e doni, la assicura nello splendore e le assicura vesti ricamate, onore e una celebrità perenne. Siamo la Chiesa di Cristo, da Lui amata, vestiti di vesti eleganti. Onoriamolo con i canti e rendiamogli il servizio. Come può diventare un salmo quindi un motivo di lode? Mi sono chiesto leggendo questo testo. Signore, a te dedico l'opera mia oggi. La mia opera oggi è quella di lodarti ed è dedicata a te. Tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini. E questo un po' con parole diverse dice il primo canto che seguiamo, è il numero 42. Chi lassù nel cielo? Facciamo questo canto. Chi lassù nel cielo è simile a te, Signore? Chi ha la tua forza? Eterno Re. Chi è che lassù nel cielo ha una forza così potente come quella del Signore?
Pensiamo a tutte queste parole. Chi lassù nel cielo è simile a te, Signore, chi ha forza come te, mio eterno Re. Signore, tu sei il mondo mio, tu sei il mio unico punto di riferimento, anche quando non mi accorgo, Signore, anche quando non mi accorgo, tu rimani il punto di riferimento più importante della mia vita, anche quando non lo riconosco, Signore, tu sei il punto di riferimento più importante. Facci comprendere sempre di più che tu sei veramente il punto più importante della nostra vita. Sei il mondo nostro, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Amen. Sei il mondo mio. È il prossimo inno che noi rivolgiamo al Signore. Il più bello di tutti i figli degli uomini.
ogni altro, Signore. Noi questa mattina vogliamo innalzarti, come dice il Salmo, al versetto 6. Il tuo trono, o Dio, dura in eterno, lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Lode a te, Signore, perché il tuo scettro è uno scettro di giustizia. Noi ti innalziamo, Signore, noi ti innalziamo al di sopra di ogni altro re della terra. Sia lode al tuo nome, Signore, perché noi possiamo innalzarti al di sopra di ogni re della terra con parole proprie, con parole vere, perché noi lo possiamo fare. Lode a te, Signore, perché noi lo possiamo fare non per formalità, ma per vera convinzione. Amen. Amen. Gesù, ti innalziamo, è il testo numero 83. Gesù, ti innalziamo, ti proclamiamo re, ti proclamiamo re anche noi, anche se la scrittura ti ha proclamato re molti secoli fa. Non diciamo niente di nuovo, ma ti proclamiamo re nella consapevolezza che stiamo facendo un atto di culto, un atto d'amore, un atto di certezza, vi ripeto, di consapevolezza. Gesù, ti innalziamo. E anche se per un momento andiamo fuori dal protocollo, vi chiedo di alzarci in piedi, perché noi stiamo innalzando Gesù, proclamandolo re, e possiamo, se ci sentiamo, alzare le nostre mani anche al re di Israele e di tutti noi. Accomodatevi, grazie. Egli è il tuo Signore, inchinati a Lui. Versetto 11. Egli è il tuo Signore. Allora noi in questo momento ci siamo alzati e qualcuno di noi ha alzato le mani. Adesso io vi chiedo di inchinarvi a Lui in modo simbolico, anche fisico, se volete, perché Lui è grande in forza. Nel canto numero 100 che facciamo, grande in forza. Inchiniamoci
a Lui è un inchinarsi con il nostro cuore, con la nostra anima, grande in forza, grande in gloria e grande in grazia. Il numero 100. Egli è il tuo Signore, inchinati a Lui. Versetto 11. Sapranno che la Chiesa di Cristo è la sua sposa, che lei eredita il regno con il suo re, Cristo. E allora potremo cantare in una continuità che andrà al di là dell'alba e del tramonto, al di là del primo e dell'ultimo giorno, al di là di qualsiasi momento della nostra vita. Facciamo insieme questo canto che ci richiama al dovere di lodare e di amare Dio all'alba e al tramonto. È il numero 18. Dalla nascita del sole fino al suo tramonto, Signore, noi vogliamo lodarti dalla nascita del sole fino al tuo tramonto. Al tuo tramonto, perché tu l'hai creato, Signore. Il tuo nome, Signore, per l'eternità, benedetto il tuo nome, Signore. Come hanno insegnato le maestre della scuola domenicale a tutti i bambini, dalla nascita del sole fino al suo tramonto. Il nostro impegno di lodare il Signore, dalla nascita del sole fino al tramonto. Il nostro impegno di lodare il Signore adesso, con brevi o lunghe anche preghiere. Ognuno si senta libero. Lode a te, Signore. Prego, a voi la parola. Per lodare il Signore. Signore, troviamo gioia e sazietà
Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo, perché questa mattina siamo davanti a te come popolo, come Chiesa, quella che tu hai costituita sulla terra, affinché essa possa portare benedizione sulla terra e sui suoi abitanti. E oggi vogliamo rendere questa testimonianza pubblica a chi ci ascolta, a chi è qui, Signore, che tu sei veramente grande, che sei veramente potente. Grazie perché hai messo nei nostri cuori questo pensiero che ci lascia vivere con una forza, con una determinazione che solo dalla tua grazia può provenire. Ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Signore, grazie per gli angeli che sono gli esempi per noi da imparare come lodarti e essere veramente concentrati su di te. Grazie perché sei il nostro creatore, il nostro padre, il nostro fratello, perché sei l'esempio da seguire. Grazie perché sei il nostro liberatore. Amen. Signore, grazie per il dono della vita, sei tu che ci hai creati, sei tu che ci hai trasformati, Signore, con la venuta del Signore Gesù nel nostro cuore. Signore, grazie perché ci hai donato lo Spirito tuo Santo che ci guida. Questa mattina vogliamo lodarti, vogliamo adorarti, vogliamo benedirti, vogliamo glorificare il tuo nome, Signore, come tuo popolo, Signore, come tuoi figli. E vogliamo dirti grazie con tutto il cuore per ogni cosa, perché tutto ciò che possediamo, tutto ciò che abbiamo è tuo, Signore. Grazie perché abbiamo una casa, grazie perché abbiamo dei figli, chi li ha, Signore, grazie perché abbiamo dei nipoti. Grazie perché abbiamo dei fratelli, Signore, che possiamo condividere insieme, uniti nello stesso spirito, il dono della grazia, Signore, che ci hai fatto in Cristo. Perciò questa mattina ti diciamo grazie nel nome del Signore Gesù. Amen. Grazie Signore Padre, noi ti lodiamo, siamo qui a lodarti perché è giusto così, Signore, sei l'unico vero Dio nel mondo, Padre. Grazie perché ci dai gioia, tranquillità, ci dai benessere dentro i nostri cuori e sei l'unico a poterlo fare. Continueremo a lodarti ogni santo giorno della nostra vita e noi siamo qui adesso a farlo tutti insieme per te, il nostro Re. Nel nome tuo, Amen. Amen. Signore nostro Dio, vogliamo ringraziarti perché in Gesù abbiamo l'esempio perfetto a cui tendere nel nostro pensare, nel nostro agire, nel nostro comunicare, in ogni cosa, in ogni aspetto della nostra vita possiamo guardare al Signore Gesù come l'esempio perfetto, possiamo perseguire per avere quella vita abbondante, quella benedizione eccezionale che tu hai promesso, Signore, a coloro che sono i tuoi, a coloro che vogliono seguirti. Grazie perché hai dato il tuo figlio per la nostra salvezza, ma anche per essere il nostro modello, il nostro esempio, la nostra luce, Signore. Ti ringraziamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Grazie Signore perché in te troviamo la forza, in te troviamo la gioia, Signore, in te troviamo la vita, troviamo il perdono e la consolazione, Signore. Lode e gloria sia a te, Padre, perché ogni giorno ci accompagni e ci fai vedere al di là delle difficoltà quotidiane, Signore, che tu sei la nostra meta e a te dobbiamo guardare. Nel nome di Gesù, grazie. Amen. Grazie Signore perché tu ci chiedi ogni cosa di noi stessi, ogni parte di noi stessi, ma tu l'hai fatto per primo. Tu hai offerto la cosa più preziosa, hai offerto tuo figlio a pagare al posto nostro quando eravamo ancora tuoi nemici, non sapevamo neanche chi fossi o perché Gesù fosse salito sulla croce, è salito sulla croce per il nostro peccato, Signore. Grazie di avercelo spiegato, Signore, attraverso la tua parola, grazie per aver conquistato il nostro cuore. Signore, possano le nostre vite essere un onore a te, in ogni nostra parte, i nostri pensieri, il nostro carattere, il nostro comportamento, i nostri gesti.
che tu possa conquistare ogni parte di noi così come tu ci mostri in Gesù Cristo, Signore. Voglio lodarti e benedirti insieme a questi fratelli di questa comunità locale, ma in questo momento pensando a tutti coloro che sono nel mondo che stanno lodando te, Signore. Sia benedetto il suo nome, nel nome di Gesù. Alleluia, Signore. Lode e gloria al tuo nome, Signore. Signore, abbiamo cantato Gesù ti innalziamo, proclamandoti Re. Signore, vogliamo farlo oggi. Voglio ringraziarti, Signore, perché questo ho capito stamattina che è il periodo più bello del mio percorso di fede, Signore. Amen. Provate una grande gioia quando sarete nella prova, è scritto in Giacomo. Signore, io voglio provare questa gioia, la sto provando adesso, ho capito che era necessario tutto questo, Signore. Questa è la tua giornata però, Signore, noi vogliamo solo proclamare il tuo nome, noi vogliamo solo innalzare il tuo nome, Signore. Noi vogliamo, Signore, inginocchiarci alla tua presenza e vogliamo dipendere direttamente da te e solo da te, Signore. Come ha detto anche il fratello prima, Gesù l'unico esempio, l'esempio buono, l'unico esempio buono e perfetto che ci hai lasciato, Signore. L'unico uomo che non ha sbagliato, l'unico uomo che non ha commesso nessun peccato, l'unico uomo che non ha tradito i fratelli e i suoi figli, Signore. Grazie, Signore, perché ci hai dato un esempio così grande. Grazie per il dono della salvezza. Grazie per questa Chiesa. Grazie, Signore, per questi fratelli e queste sorelle. Grazie perché nel mondo ci sono tante persone che oggi si sono riunite per lodare e glorificare il tuo santo nome. Signore, benedici anche i missionari nel mondo che fanno fatica in questo periodo di Covid a portare la tua parola nel mondo. Aiutali in maniera differente e con le tue opere, Signore, a portare avanti la loro missione. Possa tu benedire, Signore, il proseguo del culto. Nel nome potente di Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Re, ti innalziamo. Amen. Amen. Grazie, Amen. Padre, perché siamo liberi qua in Italia di poterci riunire. Ti prego per i nostri fratelli perseguitati in giro per il mondo, che hanno difficoltà, se non addirittura impedimento a riunirci. Dai loro forza, coraggio e doppia fede in te. Aiutali più di tutti. Questo te lo chiedo nel nome tuo Figlio, che è morto per noi ed è risorto. Amen. Amen. Versetto 17, io renderò celebre il tuo nome per ogni età. E per quello che ha detto ognuno di voi, io concludo, perciò i popoli ti loderanno in eterno. Amen. La parola alla predicazione con Davide Tucker. È sempre un privilegio stare con voi a Udine. Abbiamo trascorso 19 anni della nostra vita. Insomma, prima a Peletto, poi a Tresesi. Vogliamo pregare un momentino? Signore nostro Dio, vuoi tu parlare ai nostri cuori? Comunicare quella che è sul tuo cuore al nostro cuore. Padre, vogliamo sentire da te stamattina qualcosa che tu hai per noi, dalla tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Qualche anno fa, prima che siamo andati in pensione, la nostra missione, eravamo ancora nella missione, ci ha chiesto di analizzare bene il nostro ministero, usando un modulo con delle domande prestabilite. Una vera
come qualcuno direbbe, una vera americanata. Domande come le seguenti. Negli ultimi 6 mesi, quale mete hai potuto raggiungere che ti ha dato più soddisfazione? Quale mete volevi raggiungere ma non sei riuscito? Nei prossimi 5 mesi, quali obiettivi principali vorresti compiere? Per poter compiere o raggiungere questi obiettivi, quali passi intermediari devi fare? E su quali passi intermediari vorresti concentrarti nei prossimi 6 mesi come priorità? Sono domande buone, sane. Ogni missione, oggigiorno quasi, e ogni ditta che vuole avere un domani o un futuro deve pensare più o meno in questi termini. Chi di voi vorrebbe far parte di una ditta che non ha nessun progetto per il futuro? Che prende ogni giorno come viene, come capita? Non andrà lontano quella ditta. Chi di voi invece vorrebbe vivere una famiglia in cui i genitori non progettano mai per il futuro? Classicamente triestini. Magari i nostri figli, non dico Laura, ma Gabri, fosse più friulano. Purtroppo ha preso, diciamo, la tristezza. Cioè, io amo Trieste, non fraintendetemi, ma diciamo l'idea. Hai soldi? Oggi, domani è sparito, papà, posso avere poco? Chi di voi vorrebbe vivere in una famiglia in cui i genitori non progettano mai per il futuro, non mettono mai a parte dei soldi, non investono per la pensione, né per l'educazione e per il futuro dei figli? E quando arrivano all'età di 65 anni non hanno niente. I figli devono pensare ai bisogni dei genitori. Purtroppo sono situazioni simili nel mondo. Spesso, purtroppo. Quanto è importante progettare, fare progetti per il futuro. Quanto sciocca è la persona che non lo fa. Anche Gesù sarebbe più che d'accordo con noi in questo. Ce l'avrebbe con i triestini. Basta leggere il Vangelo di Luca, capitolo 14. Noi non siamo là oggi, però leggiamo un po', solo per avere l'idea. E si vedrà subito quello che pensa Gesù della cosa. In Luca 14, dal versetto 28, Gesù dice, fa le domande, chi di voi infatti volendo costruire un torre, una casa, qualunque cosa, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Potete immaginare un friulano che inizia una casa metà fatta e non ha più soldi per finirla? Un monumento alla stupidità. Perché non succede che quando abbia posto le fondamenta e non la posso finire, tutti quelli che lo vedranno cominciano a bevarsi di lui, dicendo, quell'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure qual è il re, partendo per muovere guerra ad un altro re, non si sieda prima ad esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene incontro con 20.000. Se no, mentre quello che è ancora lontano gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace.
Gesù è d'accordo con noi. Programmare e fare progetti per il futuro è necessario per vivere in modo sano e saggio per il futuro. Guai a noi se non lo facciamo. Detto questo, però, dall'altro lato, per un credente c'è anche un potenziale rischio non indifferente nel fare progetti per il futuro. Cosa intendo? Quando le cose vanno bene per noi, o ci sentiamo in gamba, ci sentiamo già arrivati, ci sentiamo capaci e adeguati di poter prendere grandi decisioni per il nostro futuro, ci spunta la tentazione di fare progetti per il nostro futuro senza considerare, senza tenerci conto della volontà e dello scopo di Dio per la nostra vita. E se questo accade, allora i nostri progetti diventano niente altro che presunzioni. Non più progetti, ma presunzioni. Giacomo, il fratellastro di Gesù, ha capito benissimo il rischio di questa tentazione nella vita di un credente quando ha scritto la sua epistola. Arriviamo al capitolo 4, versetti 13 fino a 17, e lì vogliamo stare oggi. Giacomo 4, dal versetto 13 fino a 17. E ora, a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo, guadagneremo bene, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, se Dio permette, saremo in vita e faremo questo e quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa commette peccato. Io dico, sto dicendo recentemente, noi speriamo che entro un anno, speriamo, Dio permettendo, di scegliere anziani alla Chiesa di Trieste. E se Dio permette, Dio ci dà salute, Dio permette, andremo a Gorizia, però noi non sappiamo. Io non sono in controllo del mio futuro. Certe cose devo fare, sì, però c'è un altro. Cos'è la lezione principale di questo passo in Giacomo? Cosa vuol dire? Cosa vuole insegnare Giacomo a noi? O lo Spirito Santo, cosa vuole insegnare Lui a noi? Per mezzo di Giacomo. La presunzione fa progetti per il futuro senza considerare, senza tenersi conto della volontà di Dio e dello scopo di Dio per la mia vita. Per avvertirci di questo pericolo, Giacomo ci presenta in questo passo due descrizioni piuttosto negative della presunzione nella vita di un credente. Potrebbe essere me, potrebbe essere te. Dobbiamo fare progetti, non fraintendetevi, però la presunzione è pericolosissima. Ecco la prima descrizione negativa. La presunzione e stoltezza nella vita di un credente perché ignora il fatto che il futuro è incerto. Il futuro è incerto. Per noi, per la nostra vita. Giacomo 4, versetto 14 dice: mentre noi non sapete quel che succederà domani. Non sapete quello che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi è sparito.
svanisce. Per esempio, chi avrebbe mai pensato, immaginato il 10 settembre 2001? Chi avrebbe mai immaginato? Quello che è successo il giorno dopo, l'11 settembre 2001, nel mio paese. Io stavo andando in banca qui a Udine quando è successo. Ascoltavo la radio, caspita, cosa sta succedendo? Poi un altro, chi avrebbe mai immaginato il giorno prima? Il futuro è incerto. In circa lo stesso anno, 2001 mi sembra, uno degli anziani della mia chiesa mandante in Carolina del Sud, South Carolina, è andato tranquillamente al culto una domenica mattina, come stamattina, è andato tranquillamente con la sua famiglia al culto, come ogni domenica, era una domenica anziana. Poi circa 3 ore dopo, c'è la scuola domenicale per gli adulti, poi il culto, tutto il resto, si parla, poi forse circa 3 ore dopo è tornato a casa insieme alla sua famiglia e a 2 altre famiglie che lui aveva invitato a pranzo quel giorno. Proprio per vedere la sua nuova casa, appena finita la costruzione, bella casa, e la sua nuova casa non c'era più. C'era un qualcosa elettrica e preso fuoco la casa. Un fuoco aveva proprio distrutto tutto. Potete immaginare, hanno trovato qualche foto, qualche pezzo di metallo, niente altro. La casa distrutta. Il futuro è incerto. 2019, dicembre. Io ero qui e mi sembra in febbraio 2020. L'ultima predica qui quell'anno, perché domenica prossima tutto chiuso. Covid-19 è arrivato. Chi fra di voi avrebbe mai immaginato una cosa del genere? E per 1 anno e mezzo siamo bloccati in casa per diversi mesi di non poter fare questo, quest'altro. Il futuro è incerto. Chi avrebbe mai immaginato 5-10 anni fa l'influsso dei profughi in tutto l'Occidente? Se tu mi avessi mai chiesto 10 anni fa, voi avrete dei profughi da Iraq, da Iran, da Siria, da Afghanistan, da Pakistan nella vostra chiesa, dicendo, io avrete sei matto, c'è nemmeno persone. Il futuro è incerto, umanamente parlando, il futuro è incerto. Dio sa il futuro, ma non noi. Allora, la presunzione e stoltezza nella vita di un credente è perché ignora il fatto che questo futuro è incerto per noi. E poi, in più, la presunzione e stoltezza nella vita di un credente anche perché ignora il fatto che la vita è transitoria. La vita è transitoria, temporanea. Versetto 14, come ha detto nella prima parte, mentre noi non sapete quello che succederà domani. Invece, che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore. Un vapore, avete mai cercato di prendere in mano un vapore? Non funziona. Come un gas, che appare per un istante e poi non si vede più. Alessandro Magno. Signor Sutto, descrivimi Alessandro Magno. Chi era? Alzati in piedi. Chi era?
Alessandro Magno. Speravo di aver finito. Alessandro Magno è un imperatore che, figlio di Filippo II il Macedone, voleva conquistare tutta l'area greca, vi riuscì già suo padre, lui completò l'opera e soprattutto riuscì a rendere grande la città di Atene, ma soprattutto, più ancora, Alessandro Magno cercò la conquista di tutta l'area orientale, di tutto l'ex impero persiano. Vi riuscì. E quando ebbe finito tutta la sua opera e non l'ebbe completata perché voleva andare fino in Cina, morì avvelenato probabilmente da uno dei suoi ufficiali. Mi soffermerei qui. In quale età aveva? In quale età? Aveva 33 anni. 34 anni, esattamente. Sì. Vita finita. Vita finita. Alessandro Magno, grandissima re, dominatore greco, sparito, 33-34 anni. Principessa Diana, grande principessa, più amato che l'Inghilterra fosse mai avuto, una giovanissima età, non c'è più. Mi ricordo, quella domenica mattina mi sembra, ho letto, aspetta. Voi ragazzi, avete mai sentito di Stephen Reeves, un attore? Stephen Reeves. Era famoso per essere chi? Superman. E tutto un tratto cosa è successo? Caduto dal cavallo e non può più camminare. La vita non è più Superman. Johnny Erickson. Campionessa nel cavalcare i cavalli. Poi andando all'estate fare un tuffo nel lago e boom! Troppo non era abbastanza profondo e rotto. Il collo è rotto. E poi muovere solo la testa. Paraplegico. Keith Green, che qualche canto usiamo fino ad oggi. Ottimo, fantastico. Sì. Sua musica è super. Uomo di Dio. Uomo di Dio. Un incidente aeroplano, morto. Giovanissimo. Un mio amico era là, ricevuto la telefonata. Il mio mentore proprio. Lui ha fatto il funerale per loro. Cosa tristissima. Lo conoscevo molto bene. Conosco un altro uomo di nome Daniele o Dan Dehan. Voi non conoscete il nome. Lo conoscevo, diciamo, alla facoltà teologica. Era un giovane pregatore molto apprezzato, giovanissimo, grande oratore, uomo di Dio. Ho avuto il privilegio anche di mangiare a pranzo con lui un paio di volte, o almeno una volta. Però per facilitare, perché era invitato dappertutto in America a predicare, che Dio stava usando. Forse aveva 35-36 anni. E lui, diciamo, un po' di passione con l'aeroplano, ha preso la patente di proprio per volare. E lui aveva una piccola cesta, piccolissima, e per non andare sempre con lui andava lì con la cesta, un piccolo aeroplano. Finché un giorno, 35 anni, 36 anni. È incontrato una tempesta che l'aeroplano è andato giù. Uomo di Dio, morto, 36 anni, la vita, via. Sono tanti altri. La vita è transitoria.
La presunzione e stoltezza nella vita di un credente, perché ignora il fatto che Dio solo regna sul futuro e sulle nostre vite. Versetto 15. Dovresti dire invece se Dio vuole, se Dio permette, saremo in vita e faremo questo e quest'altro. Io non posso nemmeno dire che io sarò qui domani. Io spero di sì, ma non lo so. Dio sa. Pensiamoci un momentino. Questi ebrei che pensavano, questo uomo Paolo ci ha messo male tante volte, allora dobbiamo eliminare questo uomo dalla faccia della terra. Ascoltate da Atti 23, dal versetto 12 fino a 16. Dice, quando fu il giorno, i giudei ordirono una congiura e con imprecazioni contro se stessi fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. Ma quelli che avevano fatto questa congiura erano più di 40 persone, 40 uomini. Si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani e dissero, abbiamo fatto voto, scagliando l'anatema contro noi stessi, di non mangiare nulla finché non abbiamo ucciso Paolo. Perciò voi con il Sinedrio presentatevi al tribuno per chiedergli di condurlo giù da voi, come se volesse conoscere più esattamente il suo caso, e noi, prima che egli arrivi, siamo pronti per ucciderlo. Ma, quel ma è importantissimo, ma il figlio della sorella di Paolo, venuto a sapere dell'agguato, corse alla fortezza, entrato, riferì tutto a Paolo. Voi conoscete la storia. Quei giudei avevano deciso di uccidere Paolo il giorno seguente. Più di 40 uomini contro Paolo il vecchio. Paolo non era più giovane, forse oltre 65-70 anni a quel punto. Umanamente parlando, quale possibilità aveva Paolo contro 40 di loro, oltre di 40? Umanamente parlando, zero. Ma possiamo dire, ma Dio non era d'accordo. Dio non era d'accordo. Il nostro futuro è nelle mani di Dio, non nelle nostre mani e non nelle mani degli altri. In circa, non mi ricordo la data, ma negli anni 2009, 2010, qualcosa simile, 2011, non mi ricordo la data esattamente, mia mamma è caduta a casa in America, rotto il femore, e quando hanno operato per mettere quella parte del femore, diciamo, riaggiustare quella parte più grande di là, hanno tagliato leggermente, cioè è successo 2 volte, e questa è la seconda volta, in migliaia e migliaia di casi con questo chirurgo che aveva fatto quella stessa operazione, però in qualche modo ha tagliato un nervo in più e poi i piedi non poteva più camminare, non poteva più stare in piedi. Mia sorella ha pensato, caspita, non riesco, diciamo, a tenere lei più come in sedia a rotelle, non riesco. Lei dopo il momento nell'ospedale, nella riconvalescenza, in questo senso là, ha deciso di lasciare là nella casa di riposo. Quando ho sentito, se no. Siamo andati di là in quel tempo e abbiamo parlato con mia sorella, con mia cognata, se ci pensiamo noi. La mamma disse, ok, va bene. Abbiamo tolto fuori la casa di riposo dopo 2 mesi là. E quando Rachele e io abbiamo tolto dalla casa di riposo, i medici e gli infermieri ci hanno detto che avrebbe vissuto al massimo 2 o 3 mesi.
Di nuovo Dio non era d'accordo. Lei ha vissuto con noi 1 anno di là e 9 anni qua, 10 anni in più, fino a 97 e mezzo. Dio solo regna sul futuro e sulle nostre vite. Dio solo regna. La seconda descrizione piuttosto negativa della presunzione nella vita di un credente che Giacomo ci presenta qui in questo passo è che la presunzione è disastrosa per la vita di un credente perché evidenzia l'atteggiamento di io sono il capitano del mio destino. Guardiamo versetto 13. E ora a voi che dite, oggi e domani andremo nella tale città, vi staremo 1 anno, trafficheremo, guadagneremo, noi la facciamo. Come se fossi io sono il capitano della mia vita. Dà l'impressione che la persona stessa e non Gesù guida e comanda nella sua vita. Cioè che Gesù non è il Signore della sua vita, che Gesù non regna supremo nella sua vita. E se Gesù non regna nella vita di un credente, allora regna un incompetente. Se Gesù non regna, regna un incompetente. Io non sono un grande amante dei film come i miei figli, però qualche film da piccolo ho visto tanti, però da papà io sono stufo di vedere i film. Mi coinvolgono troppo le emozioni, allora io lo lascio a parte. Ho visto uno una volta, diversi anni fa, che molti di voi conoscete, il Re Leone. Avete mai visto? Tutti? E c'era un momento in quel film quando il Re Leone Mustafa, non so come si dice, muore e il leone Scar prende il suo posto e comincia a regnare, con il risultato di totale aridità. Proprio arida la terra. Quando un incompetente regna nella mia vita, il risultato sarà sempre aridità. Aridità. Se regno io, se regni tu nella tua vita, sarà aridità spirituale. Domanda: come valuteresti la tua vita spirituale adesso? Lo Spirito Santo ti sta incoraggiando giorno dopo giorno? Stai sperimentando la sua presenza nella tua vita? Costantemente? Stai godendo il frutto dello Spirito Santo nella tua vita in modo crescente? Oppure stai sperimentando un po' di aridità spirituale nella tua vita? C'è poco frutto spirituale nella tua crescita. Chi sta regnando nella tua vita? Gesù o un incompetente? La presunzione è disastrosa per la vita di un credente perché dimostra una netta forma di arroganza, di orgoglio nella mia vita. Versetto 16. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. La nazione di Israele, dopo la sua vittoria contro la città di Gerico, è andata contro la città di Ai senza chiedere il consiglio del Signore. La presunzione in quel caso era disastroso per loro. Pensavano, Ai è piccolo, abbiamo sconfitto bene Gerico, ma Ai è piccolino. E pensavano che potessero sconfiggere la piccola città di Ai da soli, senza difficoltà, senza l'aiuto di Dio. L'arroganza e l'orgoglio e lo spirito altero
a dimostrare qualcos'altro. Come dice i Proverbi, Solomone, scrivendo i Proverbi, ci dice abbastanza chiaramente, Proverbi 16, versetto 18, la superbia, orgoglio, arroganza, precede la rovina, lo spirito altera, precede la caduta. Proverbi 11, versetto 2, dice, venuta la superbia, l'arroganza, viene anche l'infamia, ma la saggezza è con gli umili. Proverbi 29, 23 dice, l'orgoglio abbassa l'uomo, ma chi è umile di spirito ottiene gloria. La presunzione è disastrosa per la vita di un credente perché conduce al peccato. Conduce al peccato. Versetto 16 e 17 di Giacomo 4. Invece, voi vi vantate con la vostra arroganza, un tale vanto è cattivo conto della volontà di Dio, degli scopi di Dio per la sua vita, prima di fare progetti fissi. Cosa vuoi tu, Signore? Dovrebbe sempre chiedere a Dio, prima che decide di fare qualcosa importante, Signore, cosa vuoi tu che io faccia? Cosa vuoi tu che io faccia? E poi, nel progettare per il futuro, il credente deve riconoscere, tu ed io dobbiamo riconoscere che Dio, essendo sovrano, ha il diritto. Ascoltatemi bene qui. Dio, essendo sovrano, essendo il mio Dio, il tuo Dio, Dio ha il diritto di cambiare completamente, di ribaltare, ridirezionare, oppure cancellare i nostri programmi. Come vuole Lui? Quando vuole Lui? E quante volte vuole Lui? Egli regna sovrano. Ma non fraintendetevi. Dio vuole che facciamo i progetti per il futuro, ma sempre per mezzo della preghiera, cercando la sua volontà, ovviamente sotto la guida della parola, sotto la guida dello Spirito Santo. Con Dio possiamo fare grandi cose, ma senza di Lui è meglio nemmeno iniziare. Posso Dio usare la sua parola per incoraggiarci e avvertirci oggi. Grazie. Buongiorno a tutti. Adesso cantiamo un canto nuovo che dice quel che Dio dice in me. Chi sono io? Perché il grande Dio mi accolga a sé. Ero perso e mi salvò. È il suo amore, è il suo amore. Cantiamolo insieme. Credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, che Dio dice di me, chi Lui libera, libero sarà, sono figlio
Amen. 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 È la prima volta che facciamo questo canto, però mi sembrava di averlo già cantato, no? È vero, vedete anche a voi questa sensazione. Pensate a quello che Dio dice di ognuno di voi. Pensate alle parole di questo canto, perché è importante. Vi dà coraggio, vi incoraggio ad andare avanti nella vita, perché sapere che Dio ha una certa considerazione di ognuno di noi è importante, il giudizio più importante che possiamo mai ricevere. Volevo lasciare tutti con questo versetto dalla lettera ai Romani, capitolo 15, versetto 13, e dice questo. Ecco, lo vediamo anche sullo schermo. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Preghiamo. Signore, queste sono le ricchezze che vogliamo ricevere, Signore, da Te. L'abbondanza dello Spirito, Signore. L'abbondanza della pace, l'abbondanza della gioia, perché c'è l'abbondanza della Tua protezione. Proteggi chiunque è in questa sala e chiunque è a casa che ci ascolta, Signore. Alleluia, sia lode e gloria al Tuo nome. Amen. E con questo vi saluto tutti. Alla prossima.